tutti. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 22 novembre, l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 perché per le vostre telefonate, perché la nostra ospite oggi è ancora una volta con mucho gusto la nostra Giovanna Scaglione, figlia del leggendario Franco, uno dei più grandi designer automobilistici della storia dell'automobile italiana, e quindi in questa puntata noi continuiamo a raccontare la sua avventura professionale e umana. Giovanna, buongiorno. Buongiorno Antonino, mi permetta di chiamarla per nome. Ma E certo, buongiorno a tutti gli alfisti, buongiorno e grazie per ospitarmi. Figuri. Per me Si è figuri. veramente un regalo. No, il regalo lo fa lei a noi, che ci racconta questa storia dal punto di vista di una figlia, e quindi anche con un'anima e una passione che altri non potrebbero mettere. Tra l'altro salutiamo il nostro Alex Cereda, perché oggi ha un impegno, quindi non può essere in trasmissione, ma lo recupereremo sabato prossimo. Allora, cara Saluto. Giovanna, dica. Mi dica, mi dica. Ecco, mi dica. io a questo punto aprirei un capitolo un po' delicato, se lei vuole, il capitolo dell'Intermeccanica, perché Franco Scaglione non è stato soltanto l'Alfa Romeo, non è stato soltanto il designer di Bertone che poi, se non sbaglio, nell'ultimo periodo di vita di suo padre ha cercato quantomeno di, non dico di riallacciare i rapporti, ma quantomeno di rendere onore e omaggio alla loro collaborazione, a quella che è stata la loro amicizia. Ecco, da cosa nasce l'Intermeccanica, il periodo Intermeccanica di Franco Scaglione? Ma senta, nasce dal fatto che comunque nell'ambiente logicamente si conoscono un pochino tutti, e soprattutto quando c'era il Salone di Torino, i designer, i costruttori e tutto, si incontravano, parlavano, si apprezzavano, oppure a volte si facevano anche delle critiche in modo sempre abbastanza garbato, perché mio padre oltretutto era una persona molto, molto educata, permettetemi di dirlo, e deciso in certe situazioni, ma quando doveva magari fare una critica la faceva sempre in modo gentile e costruttivo. Quindi mio padre ha conosciuto l'ingegner Reisner, che era il proprietario dell'Intermeccanica, intorno agli anni 60 e più o meno hanno sempre avuto dei rapporti non particolarmente intensi, però si conoscevano. A volte l'ingegner Reisner lo chiamava per sentire un suo parere su una nuova macchina che doveva uscire, ecco. E quindi è stata una conoscenza di una quindicina d'anni abbondanti, fin tanto che poi Reisner, per l'Intermeccanica, chiese a mio padre di
fare alcuni progetti e hanno incominciato nel 1964, quindi torniamo indietro nel tempo, con una rivisitazione da parte di mio padre dell'Intermeccanica Griffith, che era un'auto destinata agli Stati Uniti. Quindi mio padre ha portato diciamo delle modifiche a questa macchina, non particolarmente incisive, ma le ha dato quel tocco più diciamo appetibile, usiamo un termine che forse non è quello giusto, però ha incontrato subito l'approvazione della clientela americana. Di lì poi, per vari motivi, è cominciata una continuità nel lavoro con l'Intermeccanica. Quindi dal 64 passiamo al 1966, quando l'ingegner Reiser disse a mio padre di progettargli una macchina che venne chiamata Torino, l'Intermeccanica Torino. Quindi nacque prima la cabriolet e poi il coupé, sempre destinato al mercato americano, intendiamoci, non con grandissime quantità, perché l'Intermeccanica era una fabbrica abbastanza efficiente, però logicamente una fabbrica piccola e non poteva avere la possibilità di fare grandi numeri di produzione, però diciamo incontrava veramente l'interesse di un certo pubblico sempre statunitense. E quindi diciamo l'amicizia, perché poi è diventata un'amicizia con l'ingegner Reiser, si è approfondita ancora di più. Dopodiché saltiamo dal 67, saltiamo al 69, al 1969, quando Babbo progetta l'Intermeccanica Murena 429 GT, che praticamente era una station wagon bellissima. Certo, essendo macchine destinate agli Stati Uniti, avevano bisogno di una come posso esprimere in un modo adeguato, cioè non nello stile europeo e soprattutto alfista. Certo. Era una macchina molto bella per essere una station wagon, non le dico, una cosa spettacolare proprio, pur mantenendo la pulizia delle, come si dice, delle linee e cosa. Ed effettivamente lei consideri che quest'auto era una 7000 di cilindrata. Io l'ho provata. No, chiaramente non potevo guidarla perché non avevo ancora nemmeno l'età della patente, però l'abbiamo provata perché io mi ricordo benissimo che con babbo l'ingegner Reisner e la figlia dell'ingegner Reisner l'abbiamo provata e siamo andati da Torino fino a Lugano. Guardi, quando la macchina in autostrada aveva un po' di spazio, logicamente, di spazio nel senso di un po' di come si può dire, un traffico diciamo ragionevole e si poteva dare gas, le assicuro che nel momento in cui veniva premuto l'acceleratore sembrava di essere in aeroplano, nel senso che ti sentivi
quasi spingere, no? Dalla potenza che aveva questa macchina. Però, Ed era veramente uno spettacolo, anche negli interni curatissimi, meravigliosi, veramente meravigliosi. Anche questa destinata agli Stati Uniti. Parentesi che forse può interessare, non può interessare, una di queste murene è stata acquistata da Elvis Presley, che tra l'altro l'ha voluta rosa. Oddio, rosa per una macchina del genere è un colore un po' particolare, ma evidentemente a lui piaceva così. Quindi continuiamo sempre sullo stile americano, ovvero sia un pochino più rigido, nel senso più spigolosa. Lei sa meglio di me che mio padre ha sempre fatto delle macchine con morbide, mentre invece l'intermeccanica aveva bisogno di auto che potessero piacere negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti andavano le macchine più spigolose. Ecco, sì. di lì è cominciato appunto un cambio sempre diciamo in positivo, perché poi mio padre riusciva a dare quel tocco di, mi permetta, di eleganza e cosa, anche a una macchina piuttosto spigolosa. Quindi, come le dico, la Murena è stata anche lì un successo, sempre in piccolissime quantità. Dopodiché si passa a un'altra dell'intermeccanica, che era l'Italia, la IMX. Anche questa un'auto che bisognerebbe che, per chi ci ascolta, avesse la pazienza di andarsela a guardare su internet, perché lì ci sono delle fotografie molto belle che fanno vedere la differenza che Babbo riusciva a dare esteticamente a queste auto, mantenendo comunque lo stile americano, ma dandogli quei tocchi particolari che non erano un copia e incolla, ovvero sia l'anno scorso ti ho fatto per dire l'Apollo e quest'anno invece l'Italia, no? Perché a volte può capitare che una macchina possa assomigliare o richiamare determinate cose di quella precedente. Certo. Babbo riusciva sempre a dargli quel tocco un pochino particolare che comunque come si può dire, le faceva essere diverse, veramente diverse. E Babbo era contento, era veramente contento di lavorare per l'Intermeccanica, perché gli era piaciuto anche questo cambio di stile, perché Babbo vedeva anche molto oltre, e quindi passare dalle sue linee così arrotondate, così morbide, a delle linee molto più rigide, se vogliamo, diamo questo nome anche se non è proprio... Sì, era la famosa corrente delle linee tese, come veniva chiamata allora. Io devo essere sincera, il fatto, come mi dice lei, delle linee tese, lo sapevo. Sono ignorante in questo, perché Babbo non è che mi dicesse o mi raccontasse la differenza. Lui mi diceva: guarda, questa macchina è destinata al mercato americano, per cui loro tendenzialmente hanno la volontà di avere queste macchine così, per cui dobbiamo offrirgliele in una maniera che siano appetibili dal punto di vista
del mercato, perché essendo anche pochi modelli, al massimo un centinaio all'anno, 150, bisognava offrire qualcosa che si potesse vendere subito. Certo. E come le dico, la Murena, soprattutto quella, la station wagon, ha avuto veramente molto interesse. Dopodiché, come le dicevo, siamo passati all'Italia, all'Intermeccanica Italia, che è stata usata anche nella competizione, sempre America. Mentre nel 1970-71, diciamo, la cosa, pur rimanendo nei canoni delle linee tese, passa all'Indra, che montava il motore Opel, quindi praticamente era destinata solo e esclusivamente al mercato tedesco. E l'Indra, se avete voglia, avete la possibilità di andare a guardare su internet, era una macchina splendida, pur avendo quelle linee così dure, perché erano abbastanza dure, però era stupenda, una macchina meravigliosa, che in Germania ha avuto veramente un mercato enorme. Oltretutto anche lì una macchina con una potenza notevole. Consideriamo che a quei tempi, adesso non lo so perché purtroppo sono un po' fuori dai giochi, sulle autostrade tedesche non c'erano limiti di velocità, per cui potevi andare a qualunque velocità, se non ti appiccicavi poi contro qualcosa. Certo. Ed è stata, come le dico, una macchina che l'Opel ha apprezzato moltissimo, e nel tempo aveva chiesto un aumento notevole di produzione, che però purtroppo non è stato possibile effettuare, in quanto nel 1972, mi corregga, 71-72, era incominciato anche un po' il problema del costo del petrolio, quindi c'era stato proprio un momento di un po' di crisi da quel punto di vista. E l'Opel comunque continuava a chiedere l'aumento della produzione, quindi dalle 100 macchine annue quasi a 300, per cui l'Intermeccanica avrebbe dovuto ingrandirsi, però non c'è stata la possibilità economica, in quanto insomma in quell'epoca c'era già un po' di crisi in Italia sotto tanti punti di vista, e l'ingegner Reisner decise che, con la morte nel cuore per tutti, che purtroppo non era possibile aumentare la produzione, e decise poi di chiudere la fabbrica e di trasferirsi lui e la sua famiglia negli Stati Uniti per aprire di nuovo l'Intermeccanica, però sovvenzionata con la sovvenzione di uno degli stati americani, e se non ricordo male in California. Per cui lì la cosa è finita, e mio padre ebbe proprio un tale dispiacere che lo portò a entrare in una crisi, direi quasi psicologica, cioè una macchina così bella come era l'Indra, che tirava, che la Opel chiedeva,
però l'Opel non aveva intenzione di fabbricarla lei, ma di darla ovviamente a un'altra ditta, perché per l'Opel 300 macchine all'anno erano niente. Era niente, quindi era giusto che poi con la mentalità di quei tempi, io parlo di mentalità aziendale, Certo. adesso forse troverebbero un altro sistema, perché nell'evoluzione tante cose si possono anche, come si può dire, Cambiare. ovviare Giovanna, in un altro modo. certo. Giovanna, io le devo chiedere però di ritrovarci sabato prossimo, perché l'orologio ci ha raggiunto purtroppo, però Perfetto. è importante raccontare questa ultima parte dopo l'intermeccanica di suo padre, e io la Sì. ringrazio come sempre della sua testimonianza, per cui ci ritroviamo 368 ore precise, va bene? Io non so come ringraziarvi, mando un abbraccio virtuale a tutti gli alfisti, a lei mi permetta, non ci conosciamo di persona, Certo. ma un abbraccio affettuoso. Grazie. E vi ringrazio tanto, ma proprio tanto, con tutto il cuore, di voler ricordare il mio babbo. Grazie, appuntamento a sabato prossimo. Sigla, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Avete ascoltato il garage